benvenuti a tutti a questa serata, a questo concerto pro Sardegna. Allora, buonasera a tutti. Come presidente dell'Associazione Culturale della Sardegna in Toscana vi porgo il mio saluto e il ringraziamento per essere tutti qui. Dopo l'alluvione del 18 novembre, con le emozioni e lo sgomento che ha suscitato, siamo stati sollecitati a questa iniziativa da tanta gente, gente di tutti i tipi, gente comune, che ha sentito l'urgenza di fare qualcosa per la nostra isola e che non vuole che si spenga l'attenzione su quello che ancora c'è da fare in Sardegna. Abbiamo raccolto vestiario, prodotti per pulizia a casa, per l'igiene personale, pannolini per bambini, eccetera. E in questo siamo stati aiutati da tanti giovani sardi e non, studenti universitari e non, che hanno lavorato senza orario per tanti e tanti giorni. Abbiamo poi aperto il conto dedicato e i fondi qui raccolti saranno devoluti a un progetto mirato che verrà deciso insieme con i co-organizzatori. No, ringraziamo innanzitutto il pubblico che è presente in sala per l'affetto dimostrato alla Sardegna. È un'iniziativa che la nostra associazione ha voluto fare di gran cuore. Ringraziamo tutti i coorganizzatori e soprattutto gli artisti che saliranno su questo palco e lo faranno in maniera gratuita, e li elenco uno a uno in ordine casuale. Elena Ledda con Mauro Palmas, Amentos, Stefano Corsi, Le Musicorum, Franco Santernecchi, Maria Grazia Campus e Anna Meaci. Poi quelli del Puccini è il teatro che ci ospita gratuitamente e che si è fatto promotore insieme a noi di questa iniziativa, e ringraziamo per aver posto a nostra disposizione questa cornice, un palco, sicuramente un palcoscenico molto importante e prestigioso, come dice la nostra Presidente. Un ringraziamento speciale anche a Sergio Staino, che è qui prima fila e che è stato lui il vero motore di questo spettacolo, quindi chiedo di fare un applauso a Sergio Staino. Poi anche le istituzioni sono state presenti e tra l'altro ci hanno scritto sia la Regione Toscana sia la Regione Sardegna, in particolar modo dalla Sardegna l'assessore Mariano Contu ha scritto personalmente, anzi ha telefonato alla nostra Presidente scusandosi perché avrebbe voluto essere con noi presente questa sera, però per impegni istituzionali non può essere qui, ma manda un saluto a tutti i presenti. Un ringraziamento anche al Consiglio regionale della Toscana, che ha partecipato anche attivamente e ha contribuito alla stampa di tutto il materiale pubblicitario che in questi giorni è stato diffuso in tutta la città. Poi ancora all'Italia, perché ha offerto il volo sia per Elena Ledda che per il chitarrista Mauro Palmas, affinché appunto venissero qui ad allietare questa serata. Gli stessi artisti saranno ospitati gratuitamente dal Convito della Calza, che si trova in zona Porta Romana, che lo fa sempre gratuitamente. Come un ringraziamento va anche a Fiore di Sardegna, che si occuperà di come dire, di un piccolo pasto, un piccolo ristoro per gli artisti che si esibiranno gratuitamente questa sera. Fiore di Sardegna è un locale che vende prodotti tipici della nostra terra. Andate a trovarlo in via Ponte alle Riffe, quindi a Firenze, mi raccomando andateci. E poi anche un ringraziamento ai tecnici, e quindi in particolar modo a Tamassia, per aver messo a disposizione gli strumenti e le risorse umane affinché questo spettacolo venisse fatto e verrà fatto. Fino all'ultimo momento saluteremo il signor padrone per la sua misera, da pochi soldi la cassetta e i debiti da pagare. Ma
e non finza satti, drommi più, drommi tesoro dessa mamma,